essere oggi riconosciuti come strumenti della nostra Costituzione, perché quei diritti che sono i diritti esigibili e alla fondamento della nostra Repubblica siano il più possibile resi esigibili appunto ai cittadini grazie alla nostra competenza. Questo voler agganciare la professione a quelli che sono i principi della nostra Costituzione è un tema, come dire, che vuole riportare la professione nell'ambito di un'interpretazione di un ruolo che non è soltanto legato all'esigibilità di una prestazione. Io vado dal neurologo e quindi mi fa una visita neurologica. No, vuole essere anche un punto di riferimento alla società, come richiamato precedentemente, perché l'aspetto della funzione che i medici svolgono è una funzione pubblica ed è una funzione che ha una valenza per l'intera società. Pensate a quello che è successo nel Covid, cioè ci siamo resi conto che senza la salute la nazione si ferma, cioè il mondo non va avanti, quindi la funzione non è solo del singolo, della singola prestazione, è una funzione che riguarda l'intera collettività. Benissimo lo dice la Costituzione quando descrive il diritto alla salute all'articolo 32, dice come interesse della collettività.